i comitati raccolto il numero di firme sufficienti per poter chiedere l'indizione di un referendum consultivo per rendere il comune di Conegliano libero dai pesticidi di sintesi. Questo è molto significativo perché vuol dire che c'è molta sensibilità da parte della cittadinanza. La cittadinanza è preoccupata, anche perché se si vanno a vedere gli articoli di giornale di cronaca di tutti i giorni ci si rende conto che il problema pesticidi è un problema molto diffuso. Proprio oggi ho avuto la risposta di un'interrogazione che ho fatto in merito a una mamma che ha ritirato il proprio bambino dal campo sportivo, dal gioco del calcio, perché in quel campo sportivo c'erano spesso delle derive di pesticidi. Quindi è una cosa che va a influire sulla vita quotidiana di tutti i cittadini, con tutte le conseguenze e anche con tutti gli effetti collaterali che ha questa produzione, perché nessuno è contrario alla produzione del vino, però deve essere fatta con dei criteri tali da rispettare i cittadini, l'ambiente e la biodiversità. In queste ultime settimane abbiamo avuto almeno una quindicina di casi di sversamenti illegali dei reflui delle attività vitivinicola nei nostri torrenti, nei nostri fiumi. Abbiamo avuto disastri, veri e propri disastri ambientali, con la moria di centinaia e centinaia di pesci e la moria addirittura delle alghe, quindi con una distruzione totale della biodiversità dei nostri fiumi. Quindi una cosa molto impattante. In più la notizia di questi giorni che la giunta regionale ha stanziato altri 180.000 euro, non 1.800 euro, non 180 euro, ma 180.000 euro per uno studio suppletivo per la candidatura all'UNESCO delle colline del Prosecco. Quindi abbiamo un iperfinanziamento di questa attività, per non parlare ad esempio dei 12,5 milioni stanziati un mese fa per promuovere le aziende vitivinicole all'estero, o per non parlare dei 18,9 milioni di euro per la ristrutturazione dei vigneti stanziati poco tempo fa, sempre quest'anno nel 2018. Quindi la Regione dovrebbe anche fare un'analisi, a mio avviso, di costi e benefici e cercare di capire se tutti questi finanziamenti a questa attività portano a uno sviluppo economico oppure portano a dei disastri ambientali come quelli che vi ho detto, per non parlare poi della distorsione, diciamo, di quella che è l'offerta nel mercato di questo prodotto, perché quest'anno per la prima volta abbiamo visto ettolitri di Prosecco buttati, di mosto buttati nei piazzali delle cantine, ma soprattutto, cosa ancora peggiore, abbiamo visto distruggere volutamente con le macchine vendimmiatrici meccaniche quintali e quintali e quintali di uva che non è stata raccolta e che è stata distrutta. Il nostro governatore tempo fa diceva che schifo vedere le arance in Sicilia distrutte, io adesso dico che schifo vedere l'uva delle nostre terre distrutta, con tutti i soldi pubblici che noi, anche cittadini, contribuiamo a dare a questo settore tramite la Regione, che li destina purtroppo a questo comparto agricolo, dimenticandosi di altri comparti. Proprio ieri in TV hanno dato la notizia della protesta degli allevatori delle mucche nel Bellunese, perché non hanno finanziamenti da parte della Regione, però i finanziamenti per la viticoltura ci sono, e quindi c'è da rivedere anche questo criterio di finanziamento, perché evidentemente il pubblico, in questo caso la Regione, ha grossissime responsabilità di quello che sta succedendo. Io mi chiedo poi, il prossimo anno, quando andranno in produzione ulteriori vigneti, che cosa accadrà. Quest'anno hanno distrutto l'uva perché non conveniva loro di portarla nelle cantine, no? Avevano superato le quote, l'uva in surplus non ha più il valore che può avere quella, diciamo, da protocollo, da disciplinare, e quindi l'hanno distrutta. E il prossimo anno, con tutti gli ettari che entreranno in produzione, quindi una esagerazione che sta avendo degli effetti collaterali disastrosi sia sull'ambiente ma anche sull'economia della nostra regione, quindi è sicuramente un qualche cosa che va ripensato.